Buongiorno a tutti da Schiffer Adams. Ci troviamo in una nuova esplorazione per il mio canale Sardegna Dimenticata. Da come potete vedere nelle immagini, oggi ne ho approfittato per andare a recuperare un sito che non sono riuscito ancora a mostrarvi, il Pozzo Sacro C di Mazzanni. Ne ho approfittato oggi per andare, visto che i miei programmi non mi hanno consentito di andare a visitare altre destinazioni più lontane di questa, e allora per ragioni tecniche ho ripiegato su questo sito e su questo recupero, diciamo, come vi avevo promesso. Avrei dovuto già esplorarlo, ma non ho avuto la possibilità e il tempo. Praticamente ci troviamo nel sentiero che porta a Mazzanni, alle rovine archeologiche di Mazzanni e al Tempio Punico. La temperatura è buona, sono circa 12 gradi più o meno, c'è sole, bel tempo. Sabato 18 dicembre 2021. Ci avvieremo a vedere questo pozzo. L'altra volta non sono riuscito a mostrarvelo per ragioni di tempo, perché stava sopraggiungendo l'imbrunire e quindi ho dovuto lasciare il sito per calcolare il tempo di ritorno e non trovare il buio, e quindi purtroppo non c'è stata la possibilità di mostrarvi questo pozzo sacro. Per appunto sapere la storia di questo pozzo, di questi pozzi, sono in origine 3 pozzi sacri, vi invito a riguardare i video relativi all'esplorazione del pozzo A e del pozzo B e anche del Tempio Punico, che è a circa 500 metri anzi anche meno, a 300 metri dal sito prenuragico. Quindi adesso noi ci avviamo all'esplorazione di questo pozzo. Ci troviamo adesso nel territorio di Villacidro e ci stiamo spostando. Ci sposteremo dall'altra parte della montagna che vedete qua sopra e andremo nel territorio di Vallermosa. Quindi niente, adesso vi saluto e vi do appuntamento a più tardi. Io penso che ci vorrà circa camminando veloce anche un 50 minuti, un'oretta al massimo. Non è lontanissimo, ma aumentando il passo si può arrivare anche prima. Un caro saluto e a più tardi.